anni 70 con la band Back and Rock. Alle ore 18 domani sera musica jazz e dintorni con la scuola di musica CEM di Albignasego. Io adesso vi lascio delle bellissime note musicali del nostro DJ e raggiungo Roberto. Allora io sono qua pronto a dare, come vedete, l'ok al maestro pizzaiolo della pizzeria Bellinda, Galleria Roma 1, che sta preparando la sua specialità, come prima c'era un po' descritta. Naturalmente ha concluso il primo maestro pizzaiolo al Cubo di via Roma 43, adesso è in azione il pizzaiolo di Bellinda, Galleria Roma 1. Io sento un profumo già buonissimo, però ricordo che avremo l'opportunità di degustare tutte le specialità che sono state preparate, che stanno preparando, alla conclusione di tutti gli 8 maestri pizzaioli, per cui rimanete con la collina in bocca come tutti noi e poi avremo l'opportunità di assaggiare queste specialità. Naturalmente andiamo dalla giuria, che non l'abbiamo lasciata per ultimo, è qua la giuria, la signora? Ok, vedo che sta osservando meticolosamente quello che stanno preparando. Si presenti lei sicuramente sa dirci qualcosa, come sta giudicando. Direi benissimo, io mi chiamo Simonetta Cova, sono di chef, coordinatrice di Piero. Sto valutando un po' la situazione, ma come tutti bravi diventa ottimo. Dopo valuteremo naturalmente per il meglio. Avete sentito? Molto, molto particolare, molto professionale, quindi naturalmente siamo di fronte a dei professionisti, vero signora? Non c'è niente da dire proprio. Giustamente poi dobbiamo tenere atto che siamo fuori dal nostro ambito, diciamo, perciò questo bisogna prendere atto verso a quelli che stanno lavorando giustamente, però tutto sarà valutato. Sì, quindi anche l'improvvisazione, l'adattamento, ecco, questa è la parola giusta. Non abbiamo, cerchiamo di adattarsi, perché non è il nostro ambito, però tutto si può fare. Comunque, senta, quando lei ha bisogno del microfono ci chiami per darci qualche spunto, qualche particolarità, perché siamo come noi che non ce ne intendiamo, siamo molto curiosi. Va bene. Ok, grazie e buon lavoro. Roberto, presentiamo Nix Pizza, che prima appunto non erano presenti quando siamo passati noi. Sono arrivati? Dove sono? Eccoli lì, vai, Siamo vai. in via San Tommaso 27 ad Albignasego. Ciao, innanzitutto come ti chiami? Da quanto tempo sei ad Albignasego e hai questa bellissima attività? Io sono Nicola, siamo ad Albignasego da 1 anno e mezzo e cerchiamo di fare il nostro meglio. Benissimo, allora Nicola, noi ti auguriamo un in bocca al lupo in questa bellissima manifestazione. La tua compagna o collega? Lavorate insieme, il tuo nome? Giulia, siete pronti? Prima non vi abbiamo trovato, ma sicuramente siete arrivati dopo qualche secondo del nostro intervento. Ecco, allora ringraziamo appunto per questa opportunità questa sera che siete qui con noi e in bocca al lupo ragazzi, che i vostri sogni si realizzino anche grazie appunto ai commercianti di Albignasego. Bene, in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore. E naturalmente ricordiamo che in attesa di degustare le pizze che sono state, che stanno preparando, c'è l'opportunità di degustare quella che stanno preparando al fianco gli amici che hanno partecipato alle griglie ardenti l'anno scorso, i macellai e quant'altro, per cui approfittatene perché veramente stanno cucinando alla grande. Ok, allora adesso diamo spazio al gruppo che ci ha già deliziato nella prima parte, I nostri amici zampognari friulani. eccoli qua.
c'è del pomodoro, tagliato con 20, sono pomodori freschi Ma si è sentito il fumo quando ha aperto il contenitore? sono già macerati, hanno già, quindi Diamo un applauso perché sono un gruppo che per passione Ho sentito quando avete aperto in Molise, proprio indietro, proprio per favore, io, ma sai, anche l'altra volta, sai, non si può su quest'area, è privata su questi, se dopo tu passi, passano tutti, fammi piacere, io ho capito che farei parte del staff loro, però non si può qua, fammi piacere, quindi anche l'altra volta eri te con lo stesso modo. e poi cosa hanno fatto? Hanno copiato in giro così per il mondo dei brani molto deliziosi, direi, questa sera. E quindi